Ci sarà anche un momento dedicato allo sport nel palinsesto della 113esima edizione della Saga del Redentore. Domani infatti verrà disputata la 16esima edizione della corsa su strada in salita Caparedda-Monte Ortobene, una competizione massacrante che dopo un'interruzione di qualche anno è stata ripristinata su iniziativa di Antonio Pirisi. La corsa assegna il trofeo Sebastiano Sata, giunto alla terza edizione. La gara è organizzata dalla Società Atletica Gocciano in collaborazione con la FIDAL, la Federazione Sarda di Atletica e il patrocinio del Comune di Nuoro. La corsa in salita è aperta alle categorie junior, promesse, senior, amatori e master, uomini e donne che siano regolarmente tesserati per la stagione agonistica in corso. Il ritrovo degli atleti che arriveranno da tutta l'isola per il prestigioso trofeo è fissata per le 16 in cima al Monte Ortobene. Qui ci sarà la cerimonia di punzonatura. Poi i partecipanti alla corsa saranno trasportati in autobus sulla linea di partenza fissata a Caparedda, lungo la vecchia Nuoro-Rosei. Il percorso, sostanzialmente tutto in salita, si articola per 9.500 metri ed è impegnativo, come ben sanno i tanti atleti che in questi anni si sono cimentati nella competizione. Si parte da Caparedda e dopo circa 2 chilometri ci si mette in via Lecciusa fino alla Chiesa della Solitudine. Da qui inizia l'ascesa verso il Monte Ortobene che mette a dura prova il fisico e la mente degli atleti. Verranno premiati i primi 3 classificati delle categorie junior, promesse e senior, mentre per amatori e master saliranno sul podio i primi 3 per ogni fascia di età.